tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ultime dal fronte dei buoni, dal fronte dei giusti, dal fronte dei moderati e istituzionalmente corretti, contrapposti ai bavosi che sostengono l'idea che balzana, che in Italia si debba riformare la giustizia e adeguarla ai canoni delle democrazie occidentali. Campionario invece del fronte del no, che evidentemente ha molto assimilato l'invito del presidente Mattarella ad abbassare i toni, lo ha fatto proprio suo e vi citiamo degli esempi inoppugnabili di questa consapevolezza del fronte del no. Il primo esempio ci arriva dalla campagna per il no condotta da Antimafia 2000, organo di informazione espressione dell'associazione culturale no profit Falcone Borsellino. Poi qualcuno spiegherà, spero a questi signori rispettabilissimi, che Giovanni Falcone era esplicitamente a favore della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante. Ma in ogni caso, questo come problema loro, contraddizione loro. La campagna rappresenta una giustizia nella classica forma della dea bendata, messa in croce, crocifissa, con lo slogan: l'indipendenza della giustizia va protetta, non sacrificata. Quindi, come dire, un manifesto che ci sta dicendo che questa riforma crocefigge, sacrifica la giustizia, tra l'altro, come dire, con insomma un tasso di disinvoltura in bilico sulla blasfemia, perché si richiama l'immagine della crocifissione per criticare, diciamo, un provvedimento laico del governo della Repubblica Italiana sottoposto al vaglio popolare, toni ultra apocalittici, insomma. Dopodiché c'è la perla di Giovanni Bachelet, figlio del vicepresidente del CSM assassinato dalle Brigate Rosse nel 1980, già parlamentare del PD, adesso guida uno dei comitati del no alla riforma. Sabato sera era in tour elettorale a Treviglio per il no e ci ha regalato la seguente perla: per questa riforma vale lo stesso slogan di quando 40 anni fa scoppiò quel terribile male chiamato AIDS. Se lo conosci, lo eviti. La riforma della giustizia varata dal governo di centrodestra su esplicito mandato popolare, perché era nel programma, sottoposto al vaglio degli elettori, uscito vincitore dalle elezioni medesime, questa riforma equivale all'AIDS per un illuminato esponente del no. Già nota come male del secolo, una terribile malattia che è stata ed è anche una piaga esistenziale per molte persone. La riforma come l'AIDS. Si è ovviamente iscritto a questa corsa all'abbassamento proprio sistematico dei toni Tommaso Montanari, il professore rettore dell'Università per Stranieri di Siena, a cui, come diceva Giuliano Ferrara, mancherà sempre una M. Tommaso Montanari ha arringato durante un'iniziativa del Comitato del No l'uditorio come segue: in Italia volete avere ancora come padre e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Terracini, Nilde Iotti, o preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida? Comprereste una Costituzione usata e manomessa da questi banditi? Quindi banditi, tra l'altro l'esempio di figure che incarnerebbe questa banda criminale dal punto di vista di Montanari comprende il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, il Presidente del Senato. Banditi. È un altro che ha deciso di improntare una campagna elettorale tutta sul merito della riforma. La verità è che loro signori stanno delirando, offendendo, sbracando, proprio perché gli fa paura il merito della riforma, proprio perché il combinato disposto, separazione delle carriere, sorteggio per i membri del CSM, smina alla radice quella contaminazione insana tra magistratura e politica ideologizzata che in questo paese va in scena da lustri.
e quindi sì salva la giustizia, e quindi sì gli restituisce la sua autonomia. Ma gli argomenti spesso migliori per votare sì sono gli argomenti deliranti tra evocazione del crocefisso, AIDS e via dicendo, del fronte del no. Grazie a tutti, a domani.